Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, sono tornati su PS Fiori per il mercato di gennaio. Voglio fare diversi cambiamenti e cessioni anche importanti perché la squadra stiamo galleggiando. Ultima giornata per poter andare agli ottavi dobbiamo vincere contro il Porto in casa, ragazzi. Non è una missione impossibile, però sto Milan sta faticando molto. Vai raga, e si va raga. C'è Gimenez che però Gimenez, Loftus-Cheek e anche il coreano, perché potrei fare una super plusvalenza, sono nella lista delle cessioni. Leao. Ci dobbiamo svegliare, raga. Una Champions veramente brutta, brutta, brutta. Teo. Neanche la cura Maldini per il momento sta dando frutti incredibili. Rafa. Attenzione. Tijani! Mamma mia. Se pareggiamo. No, beh, possiamo far poco. Dobbiamo vincere, Fiori. Non abbiamo alternative. Pulisic. Vai, Chris. Ecco. Curva su Teo. Teo la metti in mezzo. Non ci... No, vabbè, ma non ne mettiamo una. Io voglio migliorare il centrocampo, renderlo più folto, con più giocatori, perché siamo troppo offensivi. Poi... Niente. Niente, non riusciamo. Sta Champions League è stregata, ragazzi. Paolo Maldini fa quel che può, ragazzi, ma sto Milan non è più il Milan di Silvio, purtroppo. Coreano, bravo coreano. Bella, ma Leao, dai. Leao distrutto comunque. Attenzione, ma Leao fa miracolo. Raffaello l'ha messa. Non ci voglio credere, errore della difesa portoghese. Raffaello l'ha messa. Però Leao deve uscire, è finito Leao. Tanto criticato Leao, però alla fine è quello che fa la differenza, ahimè. Bebote. Dopo anche Gyökeres stra fuori forma. Teo. Teo prova di destro, il Bebote, niente. Mamma mia, che sofferenza. Teo. Tijani per Pino, dovremmo anche amministrare. Bebote, bella Bebote per Igor, mai visto Pexa oggi. Il Pax. Bebote, sì! Santiago Gimenez. Bravi Fiori. Cazzo, è incredibile. Stiamo calmi. Di Cooper è stanco, Teo. Mettiamo Carletto. E togliamo Tijani, mettiamo Ricci. È incredibile, stiamo azzeccando proprio l'ultima partita. Bravo Teo. Finalmente un Milan sublime. Scusate. Attenzione, Tijani. Prova il missile, Tijani. Incredibile, Gimenez vuole rimanere al Milan. Il gol pesante come un film di Fassbinder. Occhio Fiori. C per noi. Ma porca miseria.
Fabio Vieira e trova bene il compagno, allarga il gioco a destra, la gioca in profondità. Teo. Non era fuori gioco, è un grande bebote oggi, signori. Un bebote che mi gasa. Cuore, diavolo, vinci per noi. Perez, Ivan Marcano, Varela, Thiago Diallo, Ivan Marcano. Grandi. Passiamo il turno, raga. Bravi fiori. Vediamo se la primi o secondi. Incredibile, passiamo primi. It's incredibile. E anche il Porto, alla fine va fuori Salisburgo. Pazzesco. Adesso andiamo a Lazio. Andiamo a Lazio. Andiamo all'Olimpico. Vediamo se abbiamo già. Allora, Champion Lega, come si suol dire. Allora, abbiamo. Che cazzo. Paris Saint-Germain a Milan di Milano. Sarà abbastanza dura. Vai, raga, siamo all'Olimpico. Vai. Adesso siamo quella titolare. Anche perché sono stanchi i giocatori. A parte Rafa che deve giocare. Adesso devo dare continuità anche in campionato. Siamo passati in Champions, prestigio, soldi che arrivano. E va bene. Carletto. Tigiani. Sentiamo ragazzi i cori della Lazio importanti. La Lazio ha bisogno di punti. Ma anche noi. No dai, ma dov'è il fallo? Ma me lo spieghi? Punizione della Lazio. Punizione della Lazio. 8. Allarga il gioco a destra. Lazzari. 8. Pedro. Tocco preciso. Ecco il tiro. Non ho parole. Castellanos mi fa un gol. No beffardo di più, niente. Siamo troppo discontinui. Basta, giochiamo col modulo tutti in avanti. Lea è stanco. Mettiamo Igor e Jeremy. Calafiori. Proprio un gol di una. Cioè, disarmante il gol di Castellanos. E comunque la Lazio è il migliore attacco. E non perde in casa da 5 partite. Dai, sveglia, raga. Oh, mamma mia, che schifo. Niente, proprio campionato. Ne veniamo fuori purtroppo. Da solo, da solo. Fofana. Calafiori. Stanno cercando chiaramente di farne un altro con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. 8. Viene servito bene, è solo. Scalvini. Attenzione che buco della Lazio. Igor Pexao. No, mamma. Sono stati forse
un po' superficiali in Niente. questo frangente. Proprio è incredibile. Capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Niente, sbagliamo qualsiasi cosa, che palle però. Veramente non riusciamo a avere continuità. Resiste e conserva il pallone con caparbietà. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Renders. Ha molto spazio Tijani. Minuti, affa. Attenzione. Ma guarda. No vabbè, ma dormono i miei però. La butta via, non trova altre opzioni. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Non c'è da sorprendere. Ma niente, proprio c'è. Il massimo ed è giusto che Fuori gioco, no. giocatore fresco. Prova a tagliare sul secondo palo. Ma che errore di Magic. Ormai è finita la partita, raga. Interessante, in verticale. Vede lo scatto. Attenzione. Bebote. Per Igor. Calcio di punizione. Ultima chance. Non posso tirare perché sono una pippa sulle punizioni. Al termine. C'è ancora tempo per questa punizione. Vai Xao. Vanno meravigliosamente. Ma va. No, vabbè. No, vabbè, ma sono pagati per perdere, fioi. Prova a darla profonda. Fuori gioco. L'arbitro interrompe l'azione. Altra sconfitta in campionato. Mamma mia, che disastro, raga. Campionato è un disastro, un gol fortunoso. Primo tempo nostro, ma... Andiamo a vedere la classifica. Mamma mia, sesto, 26, siamo a 3 punti dal Champions, che è ormai l'obiettivo. Però già la Roma è in fuga, purtroppo 7, 5, 4. Venezia malissimo adesso, sta rientrando Inter e Napoli, sono comunque indietro. Vale. Dai ragazzi, abbiamo ritrovato la condizione con un po' di riposo, siamo Regalarci un po' del suo valore. Benvenuti a tutti da Fabio a Santo Stefano, giochiamo Carotta insieme per raccontare durante le feste. di un'altra partita. Dobbiamo svegliarci, campionato, adesso non sappiamo più far passi falsi se vogliamo arrivare almeno in Champions, perché Ma speriamo che lo spettacolo qua purtroppo neanche Maldini riesce a fare i miracoli, Gyökeres. a schiacciare un pisolino. Torna Tonali intanto. Roboante amici, è il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione. Charles. Teo. La partita è già cominciata. Gli ostacoli. Bravo. Pulisic. Vai Chris. Difesa dura ma pulita. E anche Chris, boh. Ha provato a fare tutto da solo ma non ha tratto in gamma la difesa. A gennaio, attenzione Gyökeres. Tijani. Tijani. Niente. Cosa non si fa sorprendere spazza. Walker, almeno con l'Empoli in casa magari. Niente. Kovalenko dimostra di saper fare anche il difensore. Questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Gioca una palla lunga. Scalvini. Tonali. La difesa. Vai Carletto. Carletto per Gyökeres, ma niente. Vuole sfruttare lo scalpo. Bravo Magic. De Ketelaere. Attenzione, Pulisic. Ma perché di là? No, vabbè, Fio, ma avete rotto il cazzo. Difesa sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone Teo. occasioni di passaggio. Charles. Tijani. Rafael Leao. Leao. Cioè, cioè, non è possibile con gli attaccanti che ho non anticipano mai il difensore. Loftus-Cheek. Niente, già persa. Fresco anche. Dai. Boh, non capisco sinceramente, è un po' frustrante la cosa. In questi minuti non è detto che finirà così.
Vai Jeremy. Jeremy Pino. Le bote. Da una chance. Mamma. No, vabbè, non ce la faccio più a vedere però la squadra così, cioè ragazzi. Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per Bravo Sandro. Niente. Non azzeccano un porco zio di passaggio. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Igor. Si stanno risparmiando sforzi. Ma non so, cioè, ma com'è possibile che non azzecchi? Cioè, non posso non azzeccare. Cioè, neanche per sbaglio non puoi sbagliare tutti i passaggi. Scusate il gioco di parole. Loftus. Ha la possibilità di andare verso la porta. Veramente rigori qua a 0. Soltanto rimessa laterale qui. Kang. E trova il compagno. Tira. No, vabbè, Scalvi. Sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Esito sfortunato, ma spaventato non poco gli avversari. Non vedo l'ora veramente di fare la campagna acquisti perché sono stufo. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. Ma andate a cagare. Guarda, contro il Parma ce la speriamo tutta. Non taglio niente per capire proprio la squadra che problemi. Sinceramente non so più cosa dire. Sono sempre preso che si allontana, siamo a meno 5. Lei è un disastro, lei è un disastro. Siamo all'Ennio Tardini. Buonasera a tutti e benvenuti da quello che sappiamo. Nebbia al Tardini? Dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Subito buco. Ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede Mamma mia. torrenziale, anche se per il momento il tempo Reinders. Charles. Charles vede Rafa finalmente. Vai Rafa, vai Rafa. coreografie vibranti. Cosa fa? Ecco il tiro. No, vabbè. Comunque ho messo una falso 9 Pino che è veloce almeno in attacco. Però fa subito la cagata Jeremy. Impossibile tirare in queste condizioni. Ho bisogno di gente veloce. Duric. Grande forza fisica, non si è fatto superfare. Qui hanno rischiato grosso, la difesa è riuscita a rimediare. L'allenatore che è un Pino. di sollievo, ma in cuor suo deve essere Bravo Pulisic, bravo Pulisic. sono fatti sorprendere. Gol. Bravo Pino. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito. Quindi magari serve veramente un falso 9. Ci vado vendo tutti, vendo. Jeremy Pino, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Grande Pino. Goleador Pino. Un inizio col botto, Luca. Un gol che mette subito in chiaro le cose. Ha spazio sulla fascia. Hernani. È il Oh, Sofioi. pericolo. Ottimo intervento. Bravi. Vai Charles. Ecco. Anche Charles così così. La gioca dietro. Prova con la palla lunga. E ne porta. Occhio. Calcio di punizione. Fallo. Va bene. Azevedo. Hernani Azevedo. Hernani. Bravo Tomori, Scalvini è distrutto. Evita così Teo. Teo si invola. Parma molto sbilanciato. Teo. Teo, bello. la sua conclusione manca. Un Teo eccitante qui a Ennio Tardini. Non sono riusciti a contrastare per niente. Che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Duric tenta di addomesticare un pallone lungo sulla corsa. Bravi. Reinders. Tijani. Leao. Pulisic. Chris. Non ci credo. Giochiamo bene ma non basta. Teo. Evitando di farsela rubare. Parma che non c'è. Ma poi ogni tanto ci inventiamo queste partite. Duric.
No, che buco. Mamma mia. Prova a darla profonda nello Occhio. Inserito alle spalle del marcatore. Leao. palla in avanti verso il compagno. Carlo, niente. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Bravo Teo. Sceglie di andare per via Devo fare un passaggio inguardabile. Però Leao in formissima. Se Leao è riposato su cazzi. Bravo. Oh, attenzione, cioè col falso 9 2-0. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Tutto molto curioso. Jeremy Pino, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. 2-0 dunque. Un gol determinante con 2 reti di scarto. Bravo, Magic. Permettersi di gestire la partita. Un buon Milan. Finalmente, oserei dire. Ci prova con un pallone profondo. Calcio di punizione per il Parma. Hernani la gioca a sinistra. E palla Occhio. Guarda, i mongoli. per andare verso la porta. Buttala via. Mamma mia. Primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Qualche spunto sulla Dai, Fiori. gara? Si trovano in una posizione Charles. confiabile grazie a una prova di forza Charles. piccola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Si riprende Occhio. il secondo tempo. Incredibile Leao. Palo. Parma non c'è. Comunque mi hanno offerto un contratto in Newcastle e Atalanta, ma noi ovviamente rimaniamo alla corte degli arabi che hanno acquistato il Milan dall'Edward finalmente. Furlani abbiamo capito che adesso sta lavorando come non lo so, giardiniere Pallone interessante. della villa di Maldini. Decretela. Attenzione, Jeremy, cosa vuole? Non esiste il Parma però, boom, no. Parma in grosse difficoltà. È il giardiniere di Maldini, Furlani. Scaroni è in pensione. Ibra su TikTok. E il Milan è tornato. Cosa seria, con Paolone d'Oro Maldini al comando. Gli arabi che hanno La mette in avanti. finanziato tutto. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lancio lungo del portiere. Ci mette lo zampino e riconquista la Occhio Fiori che basta un attimo. Vediamo se può capitalizzare. Guarda, che culo. Prova ad andare via con eleganza. Infermabile. Benedica. No vabbè, ma che cazzo di gol ho preso. Incredibile. L'angolo davvero spettacolare. Sembrava danzare sul pallone. Ha messo la difesa fuori causa. Eurogol. Gran gol. Charles. Raffaello. Questa rete ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Teo. E adesso ovviamente si sta Corner. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara Tijani. è tutta a loro favore. libera tempestivamente. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento. Andiamo agli ostacoli. E si ripartirà con una semplice rimessa. Dai Fiori. Charles. La profonda nello spazio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Bello. Leao. Troppo alta. Quasi perfetto ma non abbastanza. Vai Tigi. Fuori gioco. No, invece no, cazzo. La butta via, ma trova altre opzioni. Stiamo attenti che manca poco. Tijani è andato. Andiamo Loftus.
Igor. Ricci. De Kuiper. Al posto di Carletto mettiamo Ecceverri. Rischiamo Ecce. Del Prato. Sceglie di andare No, guarda il buco, guarda il bus, De Bus. No. Mamma mia. Teo. ora devono andare alla Questo è bello per Carletto. C'è di Carletto per Leao. Jeremy Carletto, ancora Leao. Rafael Leao. Per Teo. E mezzo. Cross verso il centro. Pulisic cosa fa? Cosa fa il portiere? Mamma mia, Teo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vaneggi a Lennio Tardini. Brutto fallo di Teo che niente, ogni tanto le fa le sue stronzate, Teo. Yellow card. Munizione prevedibile. 8 minuti. Teniamo duro. Paixao. Ecceverri. Si invola Claudio. Pino. Grande Pino per Leao. Pino. Paixao. La chiude Igor. Era al posto giusto al momento giusto. Che reazione! Bravi Fiori. Ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di Almeno ci siamo qualificati in Champions, questa è la cosa più importante. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Calcio di punizione per il Parma. Benedice. Bella azione sulla persona sinistra. Buono. Giocata difensiva. Ricci. Benedice. Ci prova con un pallone profondo. Vai Pino. Palla nello spazio, attenzione. Buona vittoria. Porta fortuna a fare senza, partita senza tagli. Loftus, Parma comunque in difficoltà. Dai, 3-1 ogni tanto. Classifica non bella ovviamente. Però pian pianino, dai, pian pianino. Vediamo la classifica, ci vede quinti a 30 punti, 5. Siamo 8 dalla vetta comunque, Lazio e la Romana, incredibili. Inter risalita, Napoli leggermente, Venezia, disastroso. Raga, un saluto del commento. Veneziano. Ciao!